Ci troviamo a Roma come regioni referendarie per far valere i nostri diritti. Stiamo sollevando il conflitto di attribuzione rispetto all'emendamento fatto dallo Stato in legge finanziaria perché vengono lese le prerogative delle regioni. Viene tolta la possibilità delle regioni di essere attori principali nei piani d'aria. Il governo ha cancellato i piani d'aria, quindi le perforazioni possono essere fatte in qualsiasi posto senza nessuna programmazione. Invece riteniamo che appunto la competenza e anche l'attenzione che hanno gli enti locali su questi temi vada preservata, salvaguardata, anche rinforzata dal mio punto di vista. Quindi sembra un gioco delle tre carte dove il governo, per non fare il referendum, cancella pezzi di legge, ma soprattutto emette decreti che vanno contro la volontà dei consigli regionali, per non permettere ai cittadini di esprimersi su un tema di assoluta attualità per il futuro anche delle prossime generazioni. Il Veneto è sempre stato storicamente contrario a che nel suo territorio e nelle coste e nei mari limitrofi si estraggano gli idrocarburi. Questa è una difesa del territorio su cui non contano e non pesano le appartenenze politiche. Questo è il quadro che accomuna una battaglia condivisa della nostra regione. Su questo andremo sino in fondo perché l'obiettivo è quello di tutelare un territorio importante dal quale possono partire occasioni importanti di sviluppo e di prospettiva, ma se questo viene veramente tutelato. Non ci possono essere dei sofismi letterali che alla fine consentono di estrarre idrocarburi. Il Veneto ha già dato nella storia, ha già pagato pesantemente le estrazioni mettanifere. Su questo non ci sono e non ci debbono essere equivoci.